Il Matera, in maglia biancazzurra sui teleschermi, si aggiudica per 1-0 lo scontro diretto contro il Biceglie e, approfittando del contemporaneo passo falso di altre 5 antagoniste, si porta in una posizione di classifica molto più tranquilla. Data l'importanza della posta in palio, la partita odierna si è disputata più sul piano agonistico che su quello tecnico-tattico e a farne le spese è stato il numero 9 ospite Petrella, che al 28° del primo tempo è stato espulso dal trentino Runger per somma di ammonizioni. Fino a quel momento il tema tattico della gara era stato quello previsto, Matera in avanti e Biceglie più prudente, pronto però a scattare in contropiede. E infatti il primo tiro indirizzato nello specchio della porta è stato scoccato da Del Zotti con Mancini pronto alla parata. Dopo l'espulsione di Petrella, i biancazzurri hanno cercato di stringere i tempi e si sono resi pericolosi con un'azione confusa in area di rigore nerazzurra, con 2 tiri ribattuti abbastanza fortunosamente dalla difesa pugliese. Il Biceglie però è apparso tutt'altro che rinunciatario e al 34° Pavese, direttamente su calcio di punizione, ha colpito la parte superiore della traversa. Si è giunti così al 43° quando il Matera è passato in vantaggio. L'azione, abbastanza lineare, è partita da un lancio di Bottalico per Doriano, che si è liberato bene sulla destra e sul suo cross, dopo un'incertezza forse determinante del portiere Lomuscio, Ardizzone ha colpito di testa mandando in rete. Nel secondo tempo il tema tattico della partita si è capovolto. Il Biceglie, nonostante l'inferiorità numerica, ha fatto appello a tutte le sue energie alla disperata ricerca del pareggio. Il Matera ha arretrato il baricentro del proprio gioco, preferendo l'azione di rimessa. In una di queste, al 7°, Ardizzone, con una brillante ed efficace azione personale, dopo aver superato in slalom alcuni avversari, si è presentato davanti all'Omuscio, ma tradito dal terreno alquanto irregolare, non ha trovato l'attimo per il tiro. La risposta del Biceglie non si è fatta attendere. Al 15° Pavese, servito in posizione centrale da Caricola, ha battuto a rete un tiro angolatissimo che si è stampato sul palo. Gli ospiti sono andati ancora vicinissimi al pareggio al 38° con Cipolla che sul lancio di Pavese ha scavalcato Mancini, ma Chiricallo ha liberato in angolo quasi sulla linea. È stata l'ultima emozione di una partita tiratissima sul piano nervoso e agonistico, ma deludente sotto il profilo del gioco. Ha vinto il Matera, tutto sommato meritatamente, ma se il Biceglie, che ricordiamolo ha giocato per oltre un'ora in 10, fosse riuscito a ottenere il pareggio, non avrebbe rubato nulla.